Per la giornata mondiale sull'autismo, il presidente della regione Schifani e l'assessore al ramo Albano comunicano che sono stati finanziati progetti di inclusione per oltre 8 milioni di euro. La regione, afferma Schifani, è fortemente impegnata a salvaguardare i diritti delle persone nello spettro autistico e contestualmente a costruire con politiche mirate una società più inclusiva e accogliente. A questo scopo, ha aggiunto il governatore, abbiamo destinato oltre 8 milioni di euro per progetti che riguardano interventi sanitari ma anche di attività di integrazione sociale, pensate con un nuovo approccio che assecondi la potenzialità di ogni soggetto autistico. Sono 4 gli avvisi che la regione siciliana ha pubblicato lo scorso dicembre, in particolare il primo rivolto a quei comuni è relativo alla realizzazione dei progetti per la creazione di percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e a giovani fino a 21 anni tramite dei voucher, per un importo totale di 1,8 milioni di euro. Il secondo riguarda percorsi di socializzazione con attività da svolgere in ambiente esterno, gruppi di cammino, attività musicale e sportiva, per un importo di totale 2,5 milioni di euro ed è rivolto, oltre che ai comuni, alle organizzazioni del terzo settore iscritto al registro unico nazionale, che abbiano maturato un'esperienza sui disturbi dello spettro autistico e che si avvarranno delle indicazioni dei centri autismo per minori e adulti delle aziende sanitarie provinciali della regione. Gli altri 2 avvisi sono concernenti i progetti per favorire l'inclusione attraverso le attività sociali, lo sport, il tempo ricreativo, le mostre, per un importo di 2,8 milioni di euro e infine interventi per la formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico per un totale di 1 milione di euro destinati esclusivamente alle organizzazioni del terzo settore iscritte al RUNS.